Ciao. Ciao. Allora, signori, io poc'anzi ho parlato della nostra giuria, tra l'altro vi ho già detto che oggi c'è la televisione, c'è Teleregione, ma c'è anche una radio importante. Io vorrei che a questo punto lui dicesse qualcosa. Va bene, Tommy, allora, giornata importante quella di quest'oggi, perché l'abbiamo già detto, ci sono state delle selezioni. Tra l'altro già molti di questi ragazzi sono stati ascoltati grazie a Radio Internazionale e li ascolteremo ancora poi durante l'arco delle settimane che andranno a venire. Li abbiamo già visti alcuni su Teleregione, li vedremo ancora. Credo che sia importante come trampolino questo palcoscenico. Beh, sicuramente tanti contest servono proprio per quello, no? Per conoscere voci nuove. Noi lo stiamo facendo, abbiamo appena iniziato, sono tanti quelli che devono ancora arrivare, ci farà sicuramente piacere ascoltarli, li abbiamo già sentiti quando abbiamo fatto le selezioni alla Fattoria degli Stentales. Oggi avremo il piacere di vederli qua di fronte al pubblico di Nuoro, che io naturalmente saluto e ringrazio di essere venuto. Allora, grazie a tutti. Tommy, intanto un piccolo comunicatino magari al nostro mitico Davide, accendiamo un po' di luci fuori così gli operatori hanno modo di far vedere anche in viso i nostri amici della giuria. Abbiamo parlato di Tommy, ma con noi c'è Sandro Savarese, musicista, compositore e arrangiatore, che adesso si alza su e dice almeno ciao, eccolo qui. Tra l'altro che è stato uno nel 2009, insomma, una grande serata ricordate nell'anfiteatro proprio di Nuoro in occasione di Voci di Maggio. Con noi Patrizia Pasquarella che collabora con la RAI, organizzatrice, eccola qui, di grandi eventi, e poi Monica Salaris, e Luca Chessa, il grande chitarrista degli Istentales, e poi l'uomo dai capelli lunghissimi, mister Sandro Canova, noto tattino, che si alza e fa ciao. Luca Floris, ecco, l'unico batterista a Nuoro che, non so come spiegarvelo, riesce a suonare la batteria anche con 3 bacchette, insomma è un mito. Poi Marilena Rock, buonasera, aspetta, Roic, io l'ho scritto bene, non prendetela con me, sì, io l'ho scritto bene. Okay. Tommy, voi sentite, tanto loro fanno la radio, no? Tu caro Tommy, senti ciò che io dico, tutti gli errori, ma non sai quello che c'è dietro le quinte. No, sicuramente. Quindi siccome qualcuno sa cosa dico, probabilmente qualcuno riderà anche. E poi Maria Paola Masala, eccola lì, ciao Maria Paola, che alzati su e fai ciao. Eccola qua, Maria Paola Masala, che non avevo riconosciuto con questo cappellino bellissimo. Fai ciao alla telecamera, eccola lì. Allora, grande applauso a tutti i nostri amici giurati.